Devo riconoscere purtroppo che avere un'azienda come la mia ti accorcia la vita. Ogni anno vale per 3. Oggi, per esempio, mi aspetta una bella giornata. Minimo 2 ore di consiglio di fabbrica. So già che gli operai spareranno i loro ricatti perché sanno che stiamo per andare in vacanza. E sono degli incoscienti. Non vogliono rendersi conto che al tanto famigerato autunno caldo forse non ci arriveranno neanche. Ma intanto loro cosa fanno? Tac, aumentano le pretese. Benito, un bicchiere d'acqua, per favore. Certo, un fatto è sicuro, le grane aumentano sempre. Va a finire che comincio a chiudere davvero e tireremo in barca. A proposito di barca. Posso anche ammettere che tu sia un uomo intelligente, caro Massimo. Certo, più di mio marito che parla sempre dell'azienda, della crisi economica e del suo fegato. Ma anche tu sei diventato insopportabile. Non ti tollero più con quella tua mania di darmi sempre delle lezioni. La questione di Boston o Boston è molto più seria di quanto pensi. Tirando in ballo l'architetto Garrone hai superato ogni limite. Per la fabbrica di Bra. Ciao. Non bastano gli operai, Dai, anche gli sì, americani. Fai la Col brava. fegato che ho c'è anche il caso che debba cenare con loro. L'americanista Bonetto Ciao. sostiene che in genere gli americani mangiano poco. Ma non è vero. Boston. No, sono di Detroit. Comunque, se cenassi con loro, ti telefono. Benito, ma questo è il colmo. Non lo sa che si usano i vassoi? E lo sa che deve servire con i guanti e con il colletto abbottonato? Non li sopporto più. Né lui né lei riescono a rompere perfino i bicchieri infrangibili. Io li licenzio quei due. Ma Anna Carla, li abbiamo provati tutti. Filippini, portoghesi. Adesso siamo tornati ai sardi che anche loro non sono più come quelli di una volta. Allora, se ceno con loro, ti telefono, eh? Con chi? Con i sardi? Ma no, con gli americani, cara. Vogliono comprare la fabbrica di Bra, beati loro. Tu cosa fai? Niente? Dovrò cominciare a fare le valigie. Ah, brava. Boston. Boston. Buongiorno a tutti. Buongiorno, architetto. Ciao carina, un gettone, please. Che scollo che abbiamo. Sa che differenza passa fra me e lei oggi? Io ho il vento in poppa e lei le poppe al vento. Ah, buona questa. Buongiorno, sono l'architetto Garrone. Avevamo detto oggi? Ah sì, d'accordo, alle 22:30. Nel mio studio, perfetto. Ossequi. Salve ragazzi. A che ora apre il Cinema Le Arti? Alle 3:30 fanno La Sferza.
Un film del terzo mondo, l'ho visto. Artistico ma potente e con 4 scopate. Magari lo vedo 2 volte, così faccio le 7. E di scopate ne vedo 8. Allora sfoltisco? Sportisci, sportisci. Caro Massimo, ciò che ci divide non è Boston, è l'architetto Garrone. Ne ho abbastanza di lui. Individui così infami devono essere soppressi. Buonasera. Un momento. Merci. Buonasera, signora. Buonasera. Più che Come l'identificazione va? del correggio, si può parlare addirittura della bottega alle Grande Emiliano. Mi credono sul mio onore. 5 milioni è una cifra ridicola. Se l'amico Bollero mi permette, penso che in un salotto per bene un soggetto così sia un pochino osé. Loro hanno figli? Beh, grandi. Ma ci sono i nipotini, Giulio. Oh già, tutte le domeniche sono da noi. Direi di lasciar perdere, sono ben 5 milioni. Diciamo 4, dico 4 milioni. Con permesso, mi metto in orbita alla ricerca di un drinchino. Allora? Grazie. Sono io. Facciamo un giretto e magari dopo. Indisponente il Garrone, ma mi fa pena, sa, perché è un solitario. In America personaggi così falliti, respinti, emarginati, ce ne sono fitte schiere e trovano un audience, diciamo, lowbrow, terra-terra. Qui da noi invece è una razza in via di definitiva estinzione. No, quella razza non muore mai, solo se uno l'uccide. Ma cosa metti in ordine che ci hanno licenziato? Benito, guarda che belle cicche. Con quello che costano le sigarette gliele vorresti regalare? Regalare. Sì, regalare. Ah, va bene, qui ce n'è ancora 2. Guarda queste come le ha ridotte. Si vede che era nervosa. Era molto nervosa la signora. Caro Massimo. Ma questo caro Massimo è quello di Ivrea? No, quello è Massimiliano, questo è Massimo Campi. Appena quel cornuto del marito ha telefonato che cenava con gli americani, lei è andata da lui. Adesso stanno a letto insieme. Leggi qua, vuole ammazzare Garrone. E chi è? Sarà un'altra amante. È Boston. Idem compattate. Più stanno bene, più sono puttane. In più questa è anche assassina. Massimo, Sì, mamma? non ceni con noi? No, stasera no. Ciao. Ciao. Rientriamo in casa. Non voglio vedere quell'insegna. Anche i Monnet hanno deciso di lotizzare. Bene, così avremo addosso un altro condominio con tennis e piscina. Tutto sommato, perché non lotizzare anche noi? Hm? Tanto Massimo, qui non ci sta mai. Oh, grazie. Ma ritengo che i gruppi americani che rilevano gli stabilimenti industriali italiani in liquidazione non siano mossi da mero interesse economico. They are not inspired solely by economic motives. Tradizionali propensioni sentimentali che spingono verso di noi. L'Italia Riso, scaloppine, vino. Frutta? Banana. E a proposito di quanto sopra, ce l'hai il fidanzato? No, Una bella ragazza come te. 3.200. Ti piace il cinema? Ballare? O una vacanza alle Bahamas? Da domani potrò esaudire tutti i tuoi desideri, come la lampada d'Aladino. Ma non parlare. È un segreto fra noi due, fatto di viaggi, d'amore
e di banale. 3.200. Tieni il resto. 800 lire di mancia. Signorina, Sì? se io fossi il suo fidanzato, che lo fetoso che insinua tanta mala parola a una signorina come a voi ci farebbe passare la voglia per sempre. Ero arrivato a lungo po', signor commissario. Faceva caldo, non c'era un filo d'aria. Sarò rimasto lì un quarto d'ora a far passeggiare il mio cane, il mio cagnetto. È un cane intelligente, come tutti i cani. Chi non ama le bestie con quel che segue. Dunque, a che ora stavo rincasando? Saranno state le 11. Forse qualche minuto di più. Forse non avrei badato alla porta del garrone rimasta aperta. È stato il cane a infilarci il muso e gridai: "Oh, signore!" Che cosa hai scritto? Oh, signore, punto esclamativo. Coviello, frena la tua vocazione drammaturgica. Geometra Bauchero, per cortesia, si faccia venire in mente tutto quello che ha notato tornando verso il portone. Su, facciamo uno sforzo. Allora, nato a Cagliari, 14, 3/31. E Ivi, residente a Torino. Come Ivi? Perché non si dice Ivi? Ivi a Cagliari, qua stiamo a Torino. Ah, perché a Torino non si dice Ivi? No. Ai carabinieri di Cagliari abbiamo sempre detto Ivi e gli andava bene. Allora, La bionda? la bionda? Sì, veniva dal portone. Né particolare bellezza né particolare eleganza. Un impermeabile di quelli che sembrano non esistere per quanto sono trasparenti. Tipo preservativo? Sì, non osavo. E aveva poi una borsa a tracolla arancione ed era piuttosto altotta. Coviello, hai scritto? No. Scrivi. Al momento del rincasare, il test Bauchiero ricorda Un particolare. Posso? Siamo avidi di particolari. Sulla borsa c'era un disegno. Di che colore? Bianco. Era uno stemma. Che tipo di stemma? Che se fa? Le domande da solo, signor E Bauchiero? per esattezza. Era lo stellone d'Italia a 5 punte. Coviello scrive. Un momento. Coviello non scrive. Quando si dice l'associazione di idee, quella signora si era portata al viso un fazzoletto da naso, come per asciugarsi il sudore, non so. E così non saprei descriverne né il viso né l'età. Inoltre portava in mano un tubo, una cosa cilindrica. Se non mette Ivi ci portiamo via la lettera. Ma che succede? Sono 2 domestici, dottore. Li hanno licenziati e sono venuti a sporgere denuncia. Dottore, dobbiamo farle vedere questa. Appena abbiamo letto sul giornale che quel poveretto era stato ammazzato, siamo corsi qui. Quale poveretto? Legga, legga. Chi ha scritto questa lettera? La signora Anna Carla Dosio. Caro Massimo, indipendentemente da tutto il resto, Boston o Basti... Prova con gli occhiali. Boston o Boston
Io dell'architetto Garrone ne ho abbastanza. Omicidio, rituale o no, facciamolo fuori sul serio una buona volta. Ci guadagneremo tutti e due. Ah, C. Dosio. 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 E questo caro Massimo chi è? Massimo Campi. Campi. Dosio. Campi. Cazzo. Chi sono questi domestici? Hanno precedenti? No, dottore. Noi vorremmo sapere cosa dobbiamo fare. Il magistrato... Al dottor Mulas ci penso io. Uno di voi prenda contatto con gli interessati, con la dovuta cautela. E l'altro non trascura di seguire altre piste, più concrete. Senta, scusi, ma con tutto quello che c'è da fare, 2 commissari per un omicidio è uno spreco. Sì, Santa Maria, 2 commissari. Perché ci stanno di mezzo queste 2 persone. È una cosa delicatissima. Chi si occupa di intervistare il signor Campi e la... Lui? Beh, fate voi. Ma attenta ai giornali. E mi raccomando, mano di seta in guanto di velluto. Date le persone e l'ambiente, dovresti vedertela tu. Sei sempre accattato come un manichino. Conosci un paio di proverbi latini? No. Ho capito, a chi tocca la moneta, va? Questa. Vedete? Che fai, non ti fidi? Dottore, ma mio figlio esce o non esce? Esce. Esce. Allora, questo Garrone, con che l'hanno ammazzato? Ecco fatto, serve altro? Ma tu non fumi nazionale? Ah, ho capito. Senti, quando viene la signora Anna Carladoso che ci puoi trovare champagne? Che bello. Sai questo come mi fa male? Dove eravamo rimaste? Anna Carla Dosio, la conosci? Sì, l'ho vista sui giornali. E com'è? Tu come te la immagini, la moglie di un grande industriale del nord? Beh, me l'immagino alta, buona. Buona, risposta esatta. E sto Massimo Campi, figlio di quest'altro grande industriale del nord, se la... Il signor Campi Massimo. Tolgo il disturbo. Buongiorno, molto lieto, Santa Maria. Buongiorno. Prego, si accomodi. Mi scusi per il ritardo, ma non ho macchina e i taxi si fanno sempre più difficili da trovare. Ma si figuri, sarei venuto io a domicilio, ma lei ha preferito così e non ha la macchina. Da 3 anni. Avevo una Aston Martin. Me ne vergogno ancora adesso. Senza macchina è più pratico. Ci picchia che caldo. Sì, però la sera fa fresco. Pensi che ieri sera su da noi, in collina, non si poteva cenare sul terrazzo, tanto era fresco. Ieri sera lei era in collina. Mi ha telefonato per chiedermi un consiglio. Che consiglio? Muoio dalla curiosità. Gradisce? Non avrebbe una nazionale? Ne ho per caso. Prego. Grazie. Si tratta di una situazione impicciata in cui io rischio di fare una di quelle figure, anche se sono certo che lei mi capirà. Non flere, non indignare, sed intelligere. Purtroppo non so il latino. Ecco. Mi scusi, ma lei questa lettera come l'ha avuta? Beh, noi di solito non diamo peso alle soffiate dei domestici licenziati, ma talvolta... Ah, quei 2, la coppia. Licenziati, non lo sapevo. Già. Stamattina hanno letto i giornali e ci hanno portato questo reperto mettendoci in una spiacevole situazione. Hanno letto i giornali, ha detto. E cosa hanno letto? Ma perché, signor Campi, lei non li ha letti? No, non li leggo mai, perché? L'architetto Garrone è stato ucciso questa notte nel suo studio di via Mazzini. Con un curioso oggetto di pietra. Di cosa si tratta? Omicidio rituale o no, facciamolo fuori sul serio una buona volta. Ammetterà che è una bella combinazione. Sì, adesso capisco, ma posso spiegarle tutto. Confessione completa. Si può avere un caffè? Sì. Sì, abbiamo la macchinetta a gettoni. Ne date anche agli indiziati? Sì, ma in tal caso ci mettiamo un po' di siero della verità. Sono sicuro che in questo c'è. Mm-hmm. E allora vuoterò il sacco. Vede, tutto comincia da una parola. Boston. Commissario, lei come pronuncia Boston? Boston. Ha visto? La signora Dosio pronuncia Boston all'americana. Boston. Io l'ho ripresa e è finita con una lite. Rottura completa. E
No, guardi, scusi, per di qua. E il Garrone che c'entra? Oh, il Garrone, noi lo conosciamo appena di vista. Nessuno lo invita, ma lo si incontra dappertutto e noi lo utilizziamo, o meglio, lo utilizzavamo. Ma guarda, e lo utilizzavate come? Beh, nel nostro teatrino privato. Ah, recite di beneficenza. No, è soltanto un gioco che consiste nel citare un personaggio per indicare tutto ciò che non va fatto, da non imitare. Per esempio, la signora Dosio e io diciamo una cravatta alla Bonetto, oppure dei calzini alla tal dei tali. Più o meno per... E Boston? Beh, Garrone, per l'appunto, era il tipo che pronunciava Boston, per far sapere a tutti che conosceva l'inglese. E io trovo queste esibizioni linguistiche molto sciocche. Già, è vero, molto giusto. Senta, però, la signora Dosio lo conosceva bene, il Garrone. Ah, no, il Garrone la disgustava. È per questo che si è offesa e ha scritto in quella lettera di farlo fuori, cioè di estrometterlo dal nostro teatrino. Mi accorgo di averle rubato troppo tempo, mi scusi. Oh, no, sono io che mi scuso. Senta, ma secondo lei chi potrebbe aver avuto motivo di far fuori Garrone realmente e non così per gioco? Ah, realmente, lei dice? Beh, è un discorso da approfondire. Mi ci lasci pensare un momento. E le telefono al più presto, d'accordo? Arrivederla. Dottore, allora esce mio figlio? Sì, esce. Che tipo è? Sghignazza su un morto e fa una tragedia sulla pronuncia di una parola inglese. Da catalogare la lettera S. S come sospetti? Stronzi. Stronzi e sospetti. Ma che c'hai? Ciao, Francesca. Bonjour, monsieur. Buongiorno, Janine. C'è la signora? Oui. Vieni. Ciao. A Canossa. Carino da parte tua. Aspetta a parlare. Perché? Dopo. Sono stata in crisi per 2 giorni. Stavo per scriverti, ti avrei incenerito. Poi ho buttato via tutto. Nel cestino? Sì, e ho deciso di parlarti alla prima occasione. Francamente, chiaramente. Bevi qualcosa? Semmai un caffè, ma dopo. Adesso parla, t'ascolto. La pronuncia corretta è Boston. E quindi faccio benissimo a dire Boston e non Boston, perché è giusto, è logico. E soprattutto mi viene naturale di dire Boston. Non è un'affettazione da mezza calza, se no tutti gli abitanti di Ponza sarebbero affettati. Cosa c'entra adesso l'isola di Ponza? Sono immigrati tornati dall'America e dicono tutti Boston dalla mattina alla sera. Ragion per cui devi finirla di rinfacciarmi quell'ignobile Garrone e il suo modo di parlare. Per questo mi hai scritto che era arrivato il momento di farlo fuori? Sì. E come lo sai tu? Il caffè che ti ho chiesto dovrai prepararmelo tu, visto che hai licenziato Benito e Maria. Vado. Massimo non mi fare impazzire. Cosa c'è ancora? Sai dov'ero poco fa? No? In questura, dove un commissario fin troppo cortese mi ha messo sotto il naso la lettera di una grafomane incosciente, che costituisce un'istigazione all'omicidio. Come? Oh, quei 2. Ho capito. Vendetta sarda. È per questo che abbiamo concesso gli aumenti alla polizia, perché ascoltino i pettegolezzi dei domestici. Se tu scrivessi di meno e leggessi di più, avresti saputo dai giornali che ieri sera Garrone è stato assassinato. No. Sì. E da chi? Per ora i soli che potrebbero essere stati siamo noi 2. Per via di quella lettera. Oh, allora io, è meraviglioso. Ma cosa ridi, Melenza? Non ti rendi conto della gravità della situazione? Cosa hai fatto ieri sera? L'alibi? Non ce l'ho mica.
ho passeggiato lungo il Po e ho anche pensato a te che avresti detto che è un paesaggio da cineclub. E sì, perché tu anche i Lungosenna li definiresti troppo cheat. Ma io userei la parola cheap. E dopo cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Compagnia Italiana Turismo. E dopo? Dopo al cinema, da sola. Testimoni. No? Ma tu ce l'hai un alibi? Per favore non divagare, dopo? Sono tornata a casa. Vittorio era a cena con gli americani, i domestici dormivano, ma tu non mi hai risposto. E credi di cavartela così con quel commissario? Ci ha mica creduto alla storia di Boston. Allora sospetta di me. E quando è che mi interroga? Dimmi quando è che me lo farai conoscere? È la prima cosa emozionante che mi capita da quando ho bucato una gomma 4 anni fa, in piena notte sulla strada di Biella. Ciao. Ciao. Stanco? Beh, un po'. Te lo condisci da solo? Sai, Massimo, cosa volevo dirti? Che quest'anno bisognerebbe proprio fare la Grecia. Me lo diceva ancora ieri la Fogliato in ufficio. Lei c'è stata l'anno scorso. C'è il mare viola. Guarda. Sembra proprio una medusa. E le isole, poi, sono incredibili. Vanno tutti in Grecia quest'anno. Appunto. Non si può non vederla. Oh, un momento. Volevo dire che ci va un sacco di gente che conosco. In massa. Ah, i tuoi amici miliardari. Oh, ma non ce l'ha mica ordinato il medico ad andare in Grecia. Guarda, le olie, ti va bene? Assaggia un po' tu. No, mi fido. Figurati che manca la luce, manca l'acqua, manca il gas, manca tutto. Tu, io e la natura. E i pescatori tutte le mattine al posto del caffè ti portano delle aragoste grosse così. Massimo. Cos'hai? Francamente, un'aragosta appena sveglio, preferirei il caffè. Non ti interessa? No, certo, deve essere bellissimo. È solo che pensavo a una cosa più domestica. Cioè? La villotta nel Monferrato. Ma se non ci vai mai? Per l'appunto, andava in malora e l'ho fatta rimettere in ordine. Pensavo di andarci. Lello. Sì? Il punto è che noi... Il punto è perfettamente chiaro, Massimo. Tu speravi che io, con 24 giorni di ferie che ho all'anno, questa buffonata di vacanza nel Monferrato non l'avrei mai accettata. Non è così? Amici come prima. Spero che ci rivedremo ancora qualche volta, o pensi di stabilirti per sempre nel Monferrato? Ma no, lei lo sta a sentire. lasciami! Non fare così! No. È che c'è un altro motivo che mi impedisce di andare all'estero. Ma non volevo dirtelo. Un segreto, eh? Sì. Tra me, una mia amica e la polizia. Ma scherzi? Niente affatto. Ma cosa dici? È la verità. C'è un morto di mezzo, omicidio. Massimo, non è possibile. Racconta, di me devi fidarti. Chi è? Il nome non ti dirà niente, è un certo architetto Garrone.
Un fallito che progettava monumenti funerari. Ah, sì, l'ho letto sul giornale, ma tu cosa c'entri? Beh, io in effetti non c'entro niente. Ma in seguito a uno strano e romanzesco equivoco, io e questa mia amica, che tra l'altro conosci perché è Anna Carla, ci siamo dentro fino al collo. Ti basta? Massimo, scusami. Scusami. A forza di tagliare le capanne da banna, veni che trovai chi tu ne vai iddo. Come? Chi tu ne vai iddo? Che hai detto? Riviera Lello. Come? Riviera come riva. Riviera? Lello come levor. Lello. E che fa? Che hai saputo? A forza di domandare le cade d'ausi, perché tocca fa. Sto cristiano, chi è uno che travaglia comune. Sto pecciotto spaccioso, Arruso, Donagolo sonno. Oh. Ma perché cazzo parli siculo? E picci, non fare capire che stanno nella potea, no? Paesano, tutte cose capimmo. A cosa pensi? Niente. No. Tu pensi al delitto Garrone? Ma no. Eri qui ieri sera. Hai un alibi? Perché non lo hai detto al commissario? Te ne sei vergognato, vero? Anche se lo dicevo non serviva a niente. Ero qui, ma alle 10:30 sono andato via. Dopo ho preso il tram e quando sono arrivato a casa non mi ha visto nessuno. Dormivano tutti. Avrei avuto tutto il tempo di uccidere Garrone. Uccidi anche me, così non soffro più. Ma come sei stupido. Dobbiamo dimostrare che sei innocente. Ma certo, non ti preoccupare. Il commissario Santamaria, Anna Carla Dosio. Piacere. S'accomodi, prego. Stamani pensavo al De Quincy. A chi, scusi? Thomas De Quincy, l'autore dell'assassinio come una delle belle arti. Ah, sì, certo. Beve qualcosa, commissario? Un drink. Voglio dire... Scotch? Sì, e alla domanda a chi avrebbe avuto interesse a eliminare Garrone si potrebbe rispondere che al giorno d'oggi, con le nevrosi che ci sono in giro, un delitto non motivato è un'ipotesi seducente. No. Respingiamo le seduzioni e ragioniamo. Un vero delitto gratuito deve essere gratuito, o no? Invece noi abbiamo una vittima come il Garrone che era odiosa a tanta gente. Dico bene, commissario? Anna Carla, io parlavo di un delitto estetico, non gratuito. Elucubrazioni. Veniamo al sodo. Non è vero, commissario? E allora? Beh, le teorie del signor Campi sono molto interessanti. Grazie, commissario. Ma 3 uomini vi sostenete sempre. La mafia. Oh, lei magari è siciliano. Scusi, commissario. No, io sono romano. Vede, non tutti i commissari sono siciliani. Come non è vero che tutti i siciliani sono mafiosi. Gentile. La mia polemica nasceva solo da desiderio di darle una mano. Ma se preferite continuare il vostro dibattito letterario, fate pure. No, signora, mi dia concretamente una mano. La prego. Per prima cosa, lei vorrà sapere se Massimo ed io abbiamo un alibi per l'altra sera. Anna Carla, può darsi che questo sia il vero problema del commissario, ma lascia che lo dica lui. Lo dica, commissario. D'accordo. Allora, qual è il vostro alibi? Signore, il pranzo è servito. Ah, sì. Grazie, Teresa. Nelle peggiori commedie questa battuta chiude la scena, qualunque essa sia. È una regola per mangiare serenamente. Commissario, lei dice che alibi avete. Beh, io non ce l'ho. Ma a parte ciò, io conosco qualche tratto del Garrone che potrebbe essere utile all'inchiesta. Ah sì, dica. Io ho un'amica che si chiama Bona. Un giorno mi trascinò ad una conferenza del Centro Nuova Società sul tema masturbazione infantile. All'uscita c'era Garrone, che non avendo figli era lì certo soltanto per l'uridume personale. Bottone fra Bona e Garrone. Io aspettavo mio marito. Bona a un certo punto si allontana. Allora il Garrone mi fissa con quei suoi occhi che sembrano ostriche e mi fa un verso schifosissimo. Ah sì? E lei? Io cosa potevo fare? Da quel giorno, ogni volta che lo incontravo, trovava sempre il modo di farmi quell'orribile verso. Ecco chi era Garrone, ed ecco tutto quello che c'era tra noi due. È pur sempre un legame, la misteriosa complicità fra vittima e boia. La limpida signora scopre di essere legata da un osceno rapporto con il torbido individuo e inorridita lo uccide. Che ne dice, commissario? Imbecille, tu e Vittorio che ne rideva come te. Ma vogliamo aiutare l'inchiesta, sì o no?
Vittorio Dosio, suo marito. Sì, sì, rideva, ma forse era furibondo. Ecco qua un altro indiziato. La sto aiutando l'inchiesta, vero commissario? Suo marito conosceva il Garrone? No, non credo. Ne ha sentito parlare da noi due. Insomma, Massimo, vuoi deciderti o no a fornirci il tuo alibi per la sera del delitto? Io non ho mai alibi, ma faccio notare che chi non ha un alibi è innocente, vero commissario? Un vero assassino si prepara sempre un alibi. Quando è così sono innocente anch'io. Troppo facile. Anna Carla, commissario, ha mezzo alibi. È stata al cinema, ma nessuno l'ha vista. Tutti gli assassini vanno sempre al cinema la sera del delitto. Anche le vittime. Pardon. Vuol sapere in quale cinema sono stata? Sì. Alle Arti. Titolo del film, La Sferza. Anche Garrone andò alle Arti a vedere La Sferza. Ma che sia l'amante di Massimo. Sì? E allora la donna chi è? Ma è la Dosio. Oh, Paolo, ma insomma, ma che cosa... Sveglia, Bettina! Al giorno d'oggi cosa ti metti a fare, la bella addormentata? Ha 40 anni il tuo Massimo. Che c'è? Mi è venuto in mente l'allarma del delitto che ha colpito Garrone. No, volevo dire quel fallo di pietra. Se appartiene all'assassino è certamente una pista. Signore, desiderato al telefono. Ah, sì, scusatemi. Grazie. Ma sì che lo sai. No, me lo devi dire. Dimmi, ti voglio bene. Risotto verde, un boletto fagiolino. E sono con dei colleghi d'ufficio, Triberti, Cerioni e la Sto lavorando per te. Vedrai se non ti tiro fuori dai guai. No, per adesso non posso dirti niente di più. Dimmi, ti voglio bene. Te l'ho già detto. Ti voglio bene. Non vuol togliersi la giacca, commissario? No, grazie. Ma a che cosa sta pensando? A cosa pensa lei? Oh, stiamo a qui, le domande le faccio io, piccola. È così? Stavo pensando che oggi è una giornata diversa dalle altre. Anche per me lo è. Ma lei non è sospettato. Beh, per quanto ne sappia, neanche lei è sospetta. Non lo dica, eh? O ripiombo nella grigia routine quotidiana a fare valigie per le vacanze. Per giornata diversa volevo dire, ecco, piacevole. Anche per me lo è. Cosa fa? Ripete le battute? Prego? Ma sa che non riesco a immaginare come un commissario passi il suo tempo libero? Ascolto della musica sinfonica, leggo. Mi tengo libera anche per la prossima domenica. Sì, Cosca, sì. Amore, gioia. Scusatemi, era una vecchia zia un po' noiosetta. Commissario, Anna Carla le ha fatto accumulare altre prove contro di me? Massimo, questo è della mostra del Vollero e questo invito l'ho avuto anch'io, ma non ci sono andata. Il Garrone si buttava come un avvoltoio sui buffet dei vernissage. Sicuramente c'è stato, è una buona pista. Vuole che l'accompagni? Grazie, non si incomodi. Pittura e mitologia, la Galleria Vollero. Ci passerò. Ma tu sei fissato con quel delitto Garrone? Con quello che succede al giorno d'oggi? Mi interessa perché è un delitto misterioso. Non la solita rapina con posti di blocco e le sparatorie tra protettori di dancing. Per me l'assassino è qualcuno del bel mondo, alcova e ricatto. No. È il geometra Bauchiero, quello che è andato alla polizia. Perché? Ho studiato che nel 50% dei casi colui che scopre il cadavere è l'assassino. Forse erano concorrenti. Garrone progettava monumenti funerari e probabilmente anche il Bauchiero. Triberti? Me la fai dare un'occhiata al tuo archivio di tombe loculi? Terque quaterque? Ma Cerioni! Pardon? Lei passa quando chiude. Ma, signora mia, cosa ne so io? Qui nessuno vuole lasciare la città? Hanno paura dei ladri.
Se siamo a questo punto che uno non se ne può andare in vacanza e deve rimanere a far la guardia, magari armata, al proprio appartamento perché sennò ti portano via i tuoi 4 impressionisti, beh, io mi stabilisco in Svizzera. Certo che lei, signora Tabusso, così fuori mano non deve mica stare tranquilla, con tutta la malavita che la circonda. Chi l'avrebbe detto che la mia casina alle Buone Pere sarebbe diventato un casino aperto giorno e notte? Ci vengono le coppiette? Sì, le coppiette. Abbiamo tutta la puttaneria di Torino Sud nel vallone sotto casa. Stai attenta che mi fai male. Battaglioni di Troia e di Magnaccia. Ma lo sa cosa dobbiamo fare io e mia sorella tutte le sante mattine sul prato davanti a casa? La vendemmia dei preservativi. Ho mandato esposti su esposti, niente, se ne fregano tutti. Signora Tabusso, conosco un commissario di polizia. Oh, senta, gliene parli, io le faccio un monumento, è della buon costume. Si occupa del delitto Garrone. Certo che assistiamo a un totale rilassamento dei costumi. Tutti si lamentano, ma nessuno fa il suo dovere. A parte quel Bauchiero. E chi è questo Baucherio? È quello che ha scoperto il cadavere dell'architetto. Lui, invece di lavarsene le mani, si è messo subito a disposizione della polizia. E poi pensi che vivacità di memoria, si è persino ricordato il particolare della bionda. Sì, ma non gliel'ha mica fatto prendere l'assassino, però. Ah, ma li ha messi sulla buona strada, col particolare del tubo e poi con quell'altro, della borsa con la stella d'Italia. Marina. Ma cosa dici, Virginia? Marina cosa? È la stella. E come lo sai? L'ho vista. Permesso? Permesso? Terque qua terque a tutti. Trovato niente? No. Ciao. Ciao. Se il tuo Bauchiero c'è, qui, tra i progetti dei poveri illusi che sperano ancora di trovare un cliente che voglia farsi costruire una bella tomba di famiglia con cripta. E non capiscono sempre testicoli stactis che non c'è più spazio, perfino il loculo è uno spreco. Non si scappa, l'avvenire è nella cremazione. Siamo all'epoca dei contenitori, no? Allora, c'è o non c'è? Bauchiero no, però c'è Garrone. Garrone, impresa Fratelli Zavattaro Marmisti, Corso Reggio Parco. Beh, che c'entra? Cosa vuol dire quando c'è il nome di un'impresa? Generalmente che il cliente l'ha portato il marmista e che l'architetto è pagato a parte. È stato un grande dolore, dottore. Io lo vedo sempre qui davanti a questo quadro, il povero, il caro, impareggiabile Garrone. Ha lasciato un vuoto grandissimo con questa sua simpatica verba. Ma chi? Chi aveva interesse ad ucciderlo? Già, mi ha levato la domanda di bocca, signor Bollero. Nessuno, guardi, nessuno. Dico bene, c'era anche lui quella sera. Lei quella sera ha visto il Garrone. Le ha detto niente che in qualche modo potrebbe esserci utile? No, niente di basicamente interessante. Un momento. Mi illumino, emergono dettagli. C'erano le sorelle Piovano quella sera. C'erano. Ecco, a un certo punto una di loro disse proprio: stasera mi occupo di pietre. Lì per lì nessuno capì a cosa alludesse. Forse potrebbe esserci qualche connection con l'arma del delitto. Io la butto là. La butti pure. Poi disse un'altra cosa. Fece un ampio gesto circolare e disse: fra poco sarò così ricco che potrò acquistare tutte queste croste e metterle nel cesso. Scusa, Bollero. Prego, Nico, non lo fece. Più niente fece. Oh, signora Lofre, che piacere vederla qui da me. Lei conosce il dottor Santamaria? Ci conosciamo da oggi a colazione. Le ho trovato una persona che ha visto l'assassina in faccia mezz'ora dopo il delitto. Interessa? C'è nudo? C'è nessuno? Chi siete? Commissario Santamaria. È il suo collega da Palma. Vi manda la Dosio? Ci manda il dovere. Contessa Tabusso? Contessa un par di balle. Non è contessa. Pardon. È di notte che dovete venire. Lasciano le macchine sullo stradone laggiù, vedete? Anzi, non vedete. E vengono a fare le loro porcherie nel vallone sotto casa. Un via vai come neanche Sodoma e Gomorra. Proprio fino qui sotto si sentono le voci e le tariffe. Avanza la città, avanzano le puttane. Un paradiso rovinato da quel troiume. Scopano dappertutto, in lungo e in largo. Passano da un buco nella rete. E perché non lo chiude? Lo questo? rifanno subito. Vi piace la mia giungla? Più toccato un ramo da 20 anni da quando è morto mio povero Cicci. Fragoline, non calpestare. Ne vogliono? È caduto?
Guardate com'è bello questo lavatoio del 600. Ho dovuto chiudere l'acqua perché ci venivano a fare il bidet. Signora, noi dovremmo rivolgere qualche domanda a sua sorella. Per via di quella col tubo? Sì. Venite, venite. Ah, salga lei che è debole di gamba, salga lì. Ci sta anche lei, sa? Coraggio, ha paura? Molto. Vi piace il mio trenino? Lo feci fare per il mio povero Cicci. Una paralisi. E portarlo su e giù dalle scale era una bella fatica. Era pesante, sa, più di 100 kg o giù di lì. Mia sorella muore dalla paura che la bionda col tubo torni su a vendicarsi. Per questo si è tenuta il segreto fino a oggi. Figuratevi che non esce più di casa neanche di giorno. Eccola. Buongiorno. Ci dice qualcosa della donna con la borsa con la stella, signora? Signorina. Oh, pardon. Mia sorella non aveva digerito e non riusciva a dormire. Lasci parlare lei. No, mi permetta, scusi. Si emoziona troppo. Meglio io, sa, tanto guardi. Io le racconto la sua memoria. Dunque, quella sera avevamo mangiato i cavolini di Bruxelles. Loro sanno come sono i cavolini? Basta. Mia sorella si è alzata e è uscita dalla sua stanza. E che ora era? Verso le 11. Dunque, mia sorella Virginia attraversa il giardino e si incammina verso il vallone delle puttane. Era arrivata al cespuglio del Lauro, è sempre stato un tipo da poesia, sa, quella lì. Magari ascoltava anche i grilli. Ecco che di colpo, una delle macchine, ferme sullo spiazzo, accende i fari per andarsene. Mia sorella sente fare frrrr e da un cespuglio ti sbuca fuori quella brutta bestiaccia lì che alza il muso. Vede mia sorella e le corre addosso con un bastone alzato che era poi il tubo, gridando come una scimmia. L'ha vista in faccia? Ma dice che era un mostro da sognarselo la notte. Mia sorella è scappata, è arrivata in casa con le budelle in bocca. Poi ha letto il giornale e ha capito che era quella che mezz'ora prima aveva steso il garrone con quel tubo. Dal cagotto non ha parlato fino ad oggi. È stato solo parlando con la Dosio dal parrucchiere che Virginia si è sbloccata. Qui! Le è rimasto tutto stampato qui. Una borsa da spiaggia con ricamato sopra una stella marina. Una stella marina? Ma adesso me lo fate repulisti nel vallone, eh? O mandate sposta i carabinieri, alla buon costume. Se ne fregano tutti. Devo vivere con le puttane, io le pare bello? Geometra Baughiero, e questa le sembra la stella d'Italia? Ha ragione, è una stella marina. Insomma, la bionda, subito dopo il delitto, era lassù alle buone pere. E Dosio Campe, dove erano? I ricchi non c'hanno mai alibi, tra loro non usa. Ma forse non hanno alibi nessuno dei due perché erano insieme a... E no! Perché? Parlasse. Massimo Campi. Garruso, Ah. Io scappo, ciao. Ciao, ci vediamo. Fammi passare con me. Ciao. No, ci vedono. Ma perché chiudi sempre la macchina? E ai ladri non ci pensi, scusa. Una 500. Massimo, tu mi disprezzi, vero? Mi consideri un cretino. Ma niente affatto, cosa dici? Ti considero un ragazzo straordinario. Davvero? Certo. Giura? Lo giuro. Sono contento, sai? Sì, sono contento perché il mio peggior difetto è quello di non aver fiducia in me stesso. Vieni a cena da me? Ma non so. I miei sono partiti, siamo soli. Evviva! Vuol dire che da Zavattaro ci andrò domani. Ma guarda come mettono le macchine. Zavattaro. Sai che sto conducendo un'inchiesta sul delitto Garrone? Lo faccio per te, una traccia, vedrai. Quale inchiesta? Non sono cose che ti riguardano per ora. Ma come? Ci sei di mezzo tu e non mi riguardano? No, piantala per piacere, lei. Oh, grazie di tutto cuore. E scusami se mi sono preso la libertà di preoccuparmi della tua persona. Oh, senti! Ma... Massimo! Massimo! Permesso. Massimo, fatti spiegare. C'è un equivoco. Massimo, perdono, Massimo. Non fare così. Perdono. Sei ridicolo. Massimo. Massimo. Max. Rosticcerie, pronto soccorso dei mariti senza mogli e delle mogli senza domestici. Oh, la scheda è aggiornata oggi? Ingegner Fontana mi perdona, vero, se mangeremo maluccio? Ma le pare? Non è che oggi nei ristoranti si mangi poi tanto bene. Anche l'altra sera al capriccio con gli americani. Vittorio, lui poi si è disegnato addirittura gli antipasti e non ha torto perché... Caro Fontana, non ci tengo affatto a sapere che cosa ha fatto Vittorio l'altra sera. Piuttosto, da che ora a che ora si è assentato? Ma
Ma tesoro, Fontana si è sbagliato. No, non si è sbagliato. Così neanche tu hai un alibi. Alibi? Che alibi? Vittorio, o sei stato con qualche puttana, oppure sei stato tu ad assassinare Garrone. Ma che cosa dici? La signora sta scherzando. Non scherzo affatto. Mi dica una cosa, invece. Gli ordini. Ecco, un paio di mesi fa lei stava raccontando a Vittorio un fattarello un po' sporco. Qualcosa su un oggetto osceno. Quando mi sono avvicinata, lei ha subito cambiato discorso. Ma credo di averla sentita fare un nome. Se lo ricorda? Ma era una sciocchezza. La racconti anche a me. Beh, dei dirigenti olandesi della Eindhoven Company venuti per trattare con noi mi avevano detto di aver acquistato dei, come dire, sì, insomma, dei falli di pietra fabbricati da un marmista emiliano. Il nome del marmista emiliano? Zavattaro. Bravo, è quello che volevo sapere. Grazie. Basta così? Sì. Buon appetito. Sarà un caso, però. Ecco la villa di quelle due intronate. E questa qui è Villa Campi. Il mondo è piccolo. Dottore Santamaria, al telefono. La signora. Pronto? Anna Carla Dosio. Oh, buonasera. Ha parlato con la signora Tabusso? Sì, e la ringrazio molto. Le è stata utile? Beh, questo lo vedremo stasera. Perché stasera? Facciamo una retata alla proprietà della signorina oggetto. Ah, davvero? Bene, sono contenta. E avrei per lei un'altra notizia, forse importante. Ah, sì? E di che trattasi? No, il telefono potrebbe essere controllato. Il suo? Ma no, è il vostro. Senta, commissario, domattina può passare da me. Ah, certo. Allora l'aspetto qui, alle 10. Buona fortuna. Grazie, buonanotte. Ti ho detto della retata perché c'ho una mia idea. Io lo so che idea c'hai tu. Che? No, niente, dicevo io sono pronto. Tu sei pronto? Prontissimo. Oh, basta, sono già in ciampanelle. Oh. Cos'hai? Penso che forse non litigheremmo più se potessimo avere un bambino. Ah. Scherzavo. Senti, che ne diresti se sabato mattina ce ne andassimo insieme al mercato del balloon? A vedere se c'è qualche oggetto per la villotta. Ma perché? Tutto a posto. Anche la tua camera. La mia camera? Sì. Perché? Camere separate e ognuno per sé. E grazie tante che la mia non si trovi giù in fondo alla cantina, come si addice al mio passorango. Dai, Lello. Vieni pure al castello, Cenerentola, ma quando è mezzanotte tu tornerai una sguattera. Basta! Non ti sopporto più! Ho rinunciato alle donne perché sono delle rompiballe, ma tu sei peggio! E allora tornaci dalle tue donne! Pronto? Ah, Anna Carla. Sì, come va? No, ero in giardino, ho fatto una corsa. Come una retata? Nel vallone dalle Tabusso. Ma tu come lo sai? Scusa un momento, vengo subito. Lello! Lello! Fermi tutti, polizia, nessuno si muove! Fermatevi, signore! È solo una retata! Senza pietà, né, dottore? Sì, inesorabili, signora. Prego, accomodarsi, prego. Tu, aiuta la signora che sta trovando Vieni con noi che c'hai una Prego. Non abbia paura, vieni. Ma perché dire? Nicosia! Bloccala sopra! Nicosia, Coviello, bloccate l'accesso alla villa. 5 ne avevo prese! M'avete lasciato solo! Dove siete? Stai fermo, Vengono su! Virginia! Di là! Tu vieni con Cosa noi! fa me, matto? Non vede che sono una signora? Pardon. Tu vieni con noi!
Uffa, allora? Un po' di donne, un giovanotto e un signore. Dottor De Palma, dove siete? Per cortesia, risponde tu, che se io grido mi si ripercuote nei lombe. Nicosia, che c'è? Stiamo qui. Ho rinvenuto il seguente corpo del reato. Buono, sta buono, vengo con le gambe mie, non ti preoccupare, va. Bernacca ha detto basse pressioni e venti freschi in arrivo dal nord. Si vede che l'hanno fermati alla dogana. Ammazza, alle 4 di mattina sono pure spiritosi. Allora, tu come ti chiami? Fascetti Ermelinda. Mi devo avvicinare allo specchio? No, Cocca, stai bene così. Tutte le sere tu vai a lavorare alla cascina delle buone pere. Non è una domanda. Tu rispondi e vedrai che è una domanda, andiamo? È un finto specchio, Virginia, loro non ti vedono. Guarda, è quella là. Guardi bene, la riconosci? No, non è mica lei. E quell'altra era, non so come dire, più alta, più... Faccio notare che non corrisponde ai requisiti della ricercata, perché non sono bionda e nemmeno troppo alta. E chi va detto che cerchiamo una bionda e alta? Il paese è piccolo, la gente mormora. Posso andare? Vai, vai. Un culo. Non fa lo spiritoso. Questa è alta, ma non è bionda. Ma perché una puttana bruna non può avere una parrucca bionda, ve lo devo dire io? No, signora, non ce lo deve dire. Sotto un'altra! Da qua. Chi di voi conosce una bionda alta che porta sta roba? Risposta esatta. Possiamo andare a fare in culo pure noi, dottore? Prego, signorina. Grazie. Altrettanto a lei, Grazie, dottor. signore. Lo sappiamo chi ci ha procurato questa bella nottata, dottor. Quelle due vecchie arpie delle buone pere. Me le manda a fanculo pure loro. Presenterò, signora. Grazie, dottor. A presto. Ha sentito quella marchettara? È una minaccia. Avete il dovere di Poi difenderci. provvederemo. Pronto? Ehi, eccellenza! Ha telefonato il capo, voleva sapere della retata. Gli avevi detto che il luogo del ritrovamento è vicino alla villa di Massimo Campi. Gliel'ho detto, ha riattaccato incazzato come un turco. Guardi, io in certi momenti sono convinto che ho proprio sbagliato a fare il poliziotto. Dottori, colpo di scena. Già, io volevo fare il tenore. Specie all'alba girano per la testa certi pensieri. All'alba girano pure le palle, eh? Dottori, possiamo cantare Eureka. Guardate qua. Trattasi di quello garruso donaculo di cui alla telefonata in codice circa i rilievi di pedinaggio da me espletati ieri. Così fu fermato perché privo di documenti nella località della Sretata. L'impermeabile ci sta a pennello. Quasi. Sono senza documenti perché ho dimenticato il mio borsetto in casa di un conoscente. Non capisco però perché mi hanno fatto indossare questo impermeabile, scusi. Se lo tolga. Grazie. Dove abita questo suo conoscente? Risponde. Allora? In collina. E come si chiama? Non ce lo vuol dire? Non vorrei tirarlo in ballo. Si tratta di persona altolocata. Prendi le generalità e rilascialo. Rilasciarlo. A questi borsetti. Io me lo perdo sempre. Ciao. Ah, commissario. Buongiorno. Già al lavoro. Mi sono alzato presto perché ho passato una notte insonne. Pensieri? Il caldo. Bisognerebbe andarsene dalla città. Il mio giardiniere l'ha già fatto.
Ma non mi dica che si trovava a passare di qui per caso. Non glielo dico. La retata è andata bene? Come l'ha saputo? Anna Carla mi ha telefonato ieri sera. L'aveva avvertita un suo zelante informatore. E questo zelante informatore chi è? Un nuovo personaggio del vostro teatrino? Ai, non vorrei aver fatto una gaffa. Allora lei conoscerà anche i risultati della nostra retata. E perché dovrei, commissario? 7 prostitute, 3 pappa e un giovanotto di nome Lello Riviera. Perché lo racconta a me, signor Santamaria? Cerchi un po' di indovinare. Il tatto squisito dei nostri questurini. Ieri sera stava qui da lei. Il tatto è stato abbandonato. Non gliel'ha già detto il signor Riviera, che è stato a cena qui? Agli atti non risultano dichiarazioni del genere. Una persona molto riservata. Un vero gentleman. Che cosa vuol dire? Se lui non le ha detto niente, come fa a sapere che Lello e io siamo amici? Perché si scalda tanto? Come l'ha saputo? È la signora Dosio che gliel'ha detto. La signora Dosio non c'entra. Adesso è lei che si scalda, commissario. Qui è stato ammazzato un uomo. Solo per un equivoco da Pochard nasce un sospetto Io ho assurdo. il dovere di prendere informazioni. E subito scatta il meccanismo impietoso, sadico della perquisizione nel Lei passato strilla troppo, e nel anche per presente casa del sua. malcapitato. Signor Campi. E allora strilli anche lei! Grazie, non ha bisogno. Vada dalla signora Dosio. A lei non piace aspettare. Mi dica perché il signor Riviera ieri sera si è allontanato da qui nel momento della retata. Ma è semplice, commissario. Ci sono delle puttane laggiù in quel prato. Sarà andato da una di loro. A meno che non sia vietata dalla Costituzione. Dalla sua, sì. No, mio caro. Io alla riunione con le filiali di vendita regionali parlo fuori dai denti. Da 9 dobbiamo passare a 5. Certo, ma certo. Ma sì, questo lo sapevamo, gliel'abbiamo già detto. Vieni in camera tua, Francesca. Ma no. Non disturbare. Sì, va bene, va bene. Voilà. Allora mi ci metto anch'io in casa. Sono a sua completa disposizione. Sì. Che puntualità? Sì, noi arriviamo in ritardo solo quando dobbiamo prendere i rapinatori. Mi dice dove stiamo andando? Guardi nella mia borsa. C'è un cartoncino giallo. Le ho detto che c'è un indirizzo. Perché ha detto a Massimo Campi della retata? Ah, per questo è così furioso. Ma che comare quel Massimo. Gliel'ho detto per dimostrargli che non è vero che solo lui sa tutto. Però lei ha ragione. Mi perdona? Sì. Fratelli Zavattaro, marmi, pietre, granito, lavorazioni artistiche, monumenti funerari. Pietre, ancora pietre. Come da testimonianza, il giorno in cui il Garrone fu ucciso, disse: questa sera mi occupo di pietre. Signora, perché siamo qui? Ieri ho saputo dove certi stranieri, degli olandesi, hanno comprato quelle cose. Ho capito. Ucci. Sento odor di assassinucci. Ha la pistola? Signora, siamo seri. C'è nessuno? Io non mi qualifico, non si sorprenda per quello che dirò. Neanche lei si stupisca. Buongiorno. Lei è proprietario? Signor Zavattaro? Sì? Noi veniti di Holland. Lei è fabbricante di particolari oggetti? Che articoli interessano? Special oggetti.
You understand? È possibile vedere questi special oggetti? Un momento, io chiamare mio fratello Osvaldo, lui ha lavorato in Germania, Sprech, Ah, guardi, non c'è bisogno, io sono italiano. Allora perché fa parlare la signora che non parla? E vuol fare esercizi. Sono loro gli assassini? No, non avrebbero lasciato quell'affare lì presso il Garrone, dato che sono loro a costruirli. Ora abbiamo acquisito che l'arma apparteneva alla vittima, ucciso dal suo campionario. Senta, lei magari mi lasci pure a un taxi. Lei ha famiglia, immagino che... La famiglia è dispersa. La piccola rimane a scuola e mangia là. E mio marito non viene a colazione, mangia qualcosa in ufficio. Allora, se permette, io vorrei invitarla a pranzo. Conosco un posto su in collina. Discreto. Tipo casa di campagna, le va? Sì, mi va benissimo, certo. E poi ci va fresco. Ah, beh, allora. Fuori! Ma è impazzito? Io la denuncio, sa? Io ti rompo la schiena! Non conosco geometri! Non conosco l'architetto Garrone! Non conosco nessuno! Come osa? Porca spia! Non bastava quella puttana! Ma tu chi sei? Un altro parente? 18 cassi mi avete rotto! Ma io ammazzo te, tutti i gorilla, tutti i poliziotti e tutti gli olandesi! C'è entrato in pieno il giorno di chiusura. Non c'ero mai stato qui. Beh, forse... Forse? No, dicevo che forse è anche più bello così, senza nessuno. Poesia delle spiagge senza bagnanti e delle aule senza alunni. E di camere per coppie illecite senza clienti. Oh, pardon. Già, chissà quanti alibi incerti troverebbero qui la loro spiegazione. Nell'alibi di mio marito c'è un vuoto. Lei lo sapeva? Sì, lo so. E lei sa benissimo che lo so. Alle 8:15 in poi. Già, è per questo che ne parla. C'è un vuoto in ogni alibi che mio marito inventa per passare la sera fuori. Cosa che gli capita eccezionalmente quasi tutte le sere. Anche nell'alibi di Massimo Campi c'è un vuoto. Sono sicura che se fosse lui l'assassino l'avrebbe detto. Lei non l'ha mica capito, Massimo. Dovrebbe metterci un po' più di buona volontà. Adesso perché ride? Pensavo che la buona volontà non mi viene mai richiesta quando l'indiziato è un poveraccio. Massimo è un nevrotico, lo so, ma è anche molto umile, generoso, sincero e soprattutto intelligentissimo. Senta, ma lei e Massimo, non vi stancate mai di essere intelligentissimi a tutti i costi? Deve essere pure una fatica. Una fatica che lei evita accuratamente. Sì, l'intelligenza usata solo per ammazzare il tempo è stronzismo. Stronzismo? Se vogliamo dirla papale. Carino. Ha cominciato lei ad offendere. Mi perdona? Che c'ha da fare domani? Mio marito porta la bambina a Ginevra. Sa, di questi tempi, con tutti i rapimenti che ci sono. In Svizzera sarà più al sicuro. È come se mettessimo in banca anche lei. Ma perché me lo chiede? Beh, per non capitare su un altro ristorante chiuso. Casa mia è sempre aperta. Cucino malissimo. Sono stata invitante? No, sono io invitante. Le piace il filetto? Al pepe. Il pepe lo compro. Allora? Eventualmente, lei si occupi del filetto. Io penso alla crema, al pepe e al resto. Ma è... Chi? Lo conosce anche lei? Sì, è molto amico di mio marito. Ah, è chiuso. E quella certo non è sua moglie. Ma perché si nasconde?
Beh, per non metterlo in imbarazzo. Io comunque sono in servizio. Senta, dove eravamo rimasti? Non mi ha detto che è in servizio. Ma... Ammettiamo pure che quella di Zavattaro sia stata una pista sbagliata. Sbagliando si impara. Proviamo quest'altra strada. Chi si intesta batte la testa. Ossequio agli illustri nullafacenti dell'ufficio Vincoli. Salve. Abbiamo qui tra noi il nostro valencollega Riviera della quarta ripartizione. Ha bisogno del vostro aiuto. Vorrei sapere se c'è fermo qui ai Vincoli, in attesa d'approvazione, qualche progetto edilizio a nome dell'architetto Garrone. Non so, sì, possiamo guardare. Grazie. Non sa in che data è stato presentato? Non ne ho idea. Non so neanche se esiste. Il nostro valencollega fa il detective. Sì, certo, eccellenza, ci mancherebbe. No, dico io, insomma, con tutti i rapimenti e le sparatorie che ci sono, questa incombenza proprio a noi ce la dovevo dare. E che ho detto io agli ordini, eccellenza? Allora? Allora, il capo è sempre più incazzato. Questa volta non è colpa nostra. Perché? Costretto all'astinenza causa ristorante chiuso. Beh? È rimasto digiuno di primo e di secondo. E te? Che hai trovato? Dunque, interrogato di Zavattaro c'hanno tutti l'alibi opposto e quello tipo pugile là dice che è andato da lui un giovane smilzo, delicato, che ha fatto delle domande su Garrone. Lello Riviera. Allora facciamo così. Io mi occupo di Lello Riviera e tu ti ordini un altro caffè, eh? Eccolo lì, quello lì. Sarà un poliziotto? Però non sembra mica un poliziotto. Ha un fare guardingo, non mi piace. Questa è la vasca delle lavandere. Qui, per secoli, l'acqua del Po risciacquò i panni del contado torinese, sempre ricco di buone pere. Senta, lei o si siede o esce perché così disturba. Ah, buongiorno, commissario. Lieto di vederla interessata ai nostri dibattiti. Si accomodi pure, prego. Po, padre di tutti i fiumi d'Italia, o forse di tutto il mondo. La stessa etimologia del nome Primevo travalica il Mediterraneo. Gli antichi greci chiamavano il fiume Potamos e Potomac chiamavano gli indiani il fiume che attraversa la Carolina. Virginia. Sì, la Virginia. Oh, vediamo. No, questo è un nostro amico, consulente archeologico che collaborò a questo documentario, l'architetto Garrone, che purtroppo ha fatto una brutta fine. E qui si conclude la nostra proiezione sugli storici lavatoi della campagna torinese. Buonasera. Perché è andato dai fratelli Zavattaro a chiedere se conoscevano Garrone? Lei lo sa che quel Zavattaro mi ha picchiato. Posso denunciarlo? Sì. Insomma, perché c'è andato? Preferirei non rispondere. Guardi che abbiamo elementi sufficienti per ottenere un mandato per lei, così risponderà al giudice. Se crede di intimidirmi si sbaglia, sa? Dunque, perché non mi ha detto che la sera della retata lei era in casa di Massimo Campi? E come l'ha saputo? Me l'ha detto lui stesso. Ah, sì? E lo ha ammesso spontaneamente? Non se n'è vergognato? Risponda. Sinceramente, il signor Massimo Campi è molto sospettato. Vede, se lei mi dicesse che il signor Campi non è sospettato, lo sa che mi dispiacerebbe. O non perché abbia del risentimento verso di lui, o forse un po' anche per questo, ma soprattutto perché con me si comporta troppo altezzosamente. E allora? Io ho sempre cercato di non opprimerlo perché so bene che l'amore non può essere una catena, vero? Malgrado ciò, siamo arrivati alla rottura. È una cosa terribile. Non vivo più. E allora, l'ultima speranza per poterlo riavere, ma la frase impropria, meglio dire, per potermi riaffermare ai suoi occhi, è dargli la dimostrazione che questo straccio qui è capace anche di tirarlo fuori dai guai e anche di aiutare la polizia, dottore.
Io voglio sentirgli soltanto dire: sei stato bravo, Lello. Grazie. Soltanto questo, dottore. Lei è meridionale, vero, dottore? Sì, lasci perdere. Si tiri su. Quando mi avete vestito da donna stanotte, lei è stato molto, molto carino con me. Io lo so perché i meridionali hanno buon cuore. Poi? Le dirò. Dapprima sospettavo del geometra Bauchiero perché lo ritenevo rivale del Garrone. Una pista sbagliata. Sa quando uno apre una porta e invece si tratta di un armadio. Io mi sono mosso nel mio ambito, negli uffici edilizi del comune, e ho trovato... Oh, basta così. Per ora si contenti di sapere che sono sulla strada giusta. Cioè? Deve avere un po' di fiducia anche lei in me. Stasera aspetto una telefonata per un incontro per domattina che penso sarà risolutore e definitivo. Con chi? Non posso proprio dirglielo, c'è un piccolo segreto tra noi. Però domani, quando avrò parlato con una certa persona, correrò da lei e lei mi ringrazierà. Riviera, stia attento. Oh, non si preoccupi. Sa come dice un mio collega siciliano? Chi du che cerca quello che non deve, trova chi du che non vuole. Anche da noi c'è un proverbio adatto. La cattiva lavandera non trova mai la buona pera. E io la mia invece l'ho già trovata. Arrivederci. Da domani stagli addosso, guarda dove va chi vede. E così mi prendono per finocchio. A me già mi ci hanno preso. È la maniera di parcheggiare. Fortuna che sto attento alla linea io. Cosa vuole Maria?
Chi? Ah, Riviera, sì. No, il dottor Santamaria non c'è, se vuole può parlare con me. Una macchina l'ha seguito? No, non siamo stati noi a farlo patinare. Non abbiamo macchine bianche con parafango sinistro ammaccato. E perché non ha aperto la porta? Perché me la facevo sotto dalla paura. Sono stato picchiato da Zavattaro. Adesso vengo braccato. Potrebbe essere sempre quell'energumeno. Sto lavorando per voi, sapete. Molto gentile, grazie. Prego. Dovete assolutamente scoprire di chi è quella macchina. Va bene, prendo nota, provvederemo. Di chi è una 1500 bianca con parafango sinistro ammaccato, targa ignota? Ah, non lo sai? Ma che cacchio fate? Dormite? Che c'hai là dentro? Negozi, boutique, più di 100 punti di vendita, anche i supermarket li abbiamo passati tutti. Mai visto a Torino una borsa come questa? La polizia chiede aiuto, la polizia c'ha la mano legata, la polizia non può sparare, la polizia non trova mai un cazzo. This is the balloon. Look it out, look it out. Guardi che bella marina, attribuibile, Cavalier Volero. Non fare nomi, quante volte ti ho detto di non fare nomi, cretino? Io non compero qui, io compero a Londra. Una bella marina attribuibile a chi? A chi le sembra? Tenete Malau Ovra Verdi, un disco degli All Brebequets. Degli All Brebequets. Brebequets. Malau. Brebequets. Trump. Oh. Ma imparate l'inglese, imparate. Perroni. Macina anche il pepe questo? Macina tutto, anche il pepe. Anzi, oggi è di moda che macina il pepe, è molto kitsch. E quanto costa? 5.000, fa l'affare. E questo qui? 6.000. Allora lo prendo. Fa un affarone. Grazie. Cos'è? È un regalo che devo fare. Carino? E questo? Che cos'è? È un regalo che devo fare. Vera Faenza. Forniani 700, esemplare unico. Me ne occorrevano 2 per una coppia di portalampade. Ma noi ne abbiamo 2 di esemplari unici. Prezzo fisso 40.000, trattabili. Mi scusi, signore. Li ho portati via per sbaglio tutti e due. Non so dove ho la testa. Se la signora ha perduto la testa, non avrà mica preso anche il pestello, eh? Quale pestello? Sì, un pestello di bronzo lungo così, avrà pesato 5 kg, valeva almeno 10.000 lire. Buongiorno. Buongiorno, signora. Anche lei al balloon? Come mai? Ecco, ho appuntamento con una persona al cimitero dei mobili usati, ma... Ci sono tutti al balloon oggi. Bonetto, mio marito, io, lei, Massimo. Massimo? Hai visto Massimo? Credevo che... No, non è con lui che ho appuntamento. Anzi, preferirei proprio non incontrarlo. È troppo presto. Però a lei posso anche dirlo. Credo di sapere chi ha ucciso Garrone. E tra poco ne avrò la conferma e allora parlerò. Arrivederci. Arrivederci, Rivera. Riviera.
Pronto, dottore Santamaria? Il giovanotto sembra che sappia cose assai importanti. Sì, al Balloon, il mercato dei pezzavecchiari e franciusaglie varie. Sì, e segnalo la presenza in luogo della signora Dosio e consorte, nonché del signor Campi e altri. Non lo perdere d'occhio, vengo subito. Lo vedi che c'eri anche tu? Cioè? Ho incontrato Lello poco fa. Lello? Ah, no, non l'ho visto. Io veramente sono venuto a cercare un po' di roba per la villotta del Monferrato. Solo che qui oramai è più caro che dagli antiquari del centro. Lui ha un appuntamento al cimitero dei mobili. Mi è sembrato un po' matto. Mi ha detto che è sul punto di scoprire chi ha ucciso Garrone e che tra poco ne avrà la conferma. Cos'è questa storia? E il commissario Santamaria che cosa ha scoperto? Perché lo domandi a me? Ho fatto una gaffa. Non vedo. Beh, oggi proprio. Devo scappare, ti telefono domani. Ciao. Ma questa non è una cosa tipica, non fermarti a ogni banchetto, lascia stare. Felici, andiamo, let's go, let's go, let's go. Stanca? No, I've lost Bonetto. Non trovare più Bonetto. Una bella disgrazia. What? Stanno pushando i mobi! Cosa è? All'altro amore! No, le Cucù! Ah, dove ti eri cacciato? Ero in giro, guardavo. È successo qualcosa? Non lo so, andiamo a vedere, su. Dove stavi te? Stronzo, tu! E lui? Marco, fate passare. Massimo. Indietro, indietro.
Lello Riviera. Gli hanno sfondato il cranio. Con un pestello di bronzo. Come lo sa lei? Avanti, muoviamoci. E così avvertite Palma. Signor Vollero, dove va? Non si nasconda, venga. Venga con Largo, 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 per favore, prego. Non devo dare spiegazioni a nessuno. Non intendo rispondere alle vostre domande se non mi viene specificato il motivo. Comunque non in assenza del mio avvocato. Nessuno di voi è indiziato, per ora. Questo non è un interrogatorio. È una richiesta di notizie per un rapporto alla procura. Ed è per questo che ci siete qui guardati a vista? In una cantina? Difettiamo dei salotti. Cortesemente, ciascuno di voi vuol dirmi perché stamattina è andato al balloon e dove esattamente si trovava alle 12:35 quando il signor Lello Riviera è stato ucciso. Bonetto, non risponda! Perbacco, cosa non risponda? Come se avessi qualcosa da nascondere io. E poi perché dovrei rispondere per primo? Perché è il primo della fila. Ma se cominciano da lei, io sono l'ultimo, il primo è lei. Cominciamo dalle signore. Signora, vuole rispondere lei per prima? Sono andata al balloon per fare un acquisto. Quale acquisto? No, non un pestello di bronzo. Un macinapepe. È proibito? E così lei è andata fino al balloon per comprare un macinapepe. Però quel Riviera la signora lo conosceva bene e anche Garrone. Attento a lei, sa. Non si permetta illazioni avventate. Per me, qui, l'unico che poteva essere andato al balloon per incontrare Riviera è il signor Campi. E tutti sanno perché. Ma stia zitto, imbecille! Non mi dovevo incontrare con Riviera. Non sapevo neppure che fosse là. Ma Anna Carla, parla per Dio! Sei stata tu a scrivere in quella lettera di eliminare il Garrone. Sei stata l'ultima a parlare con Lello. Sapevi dove andava e che è stato ucciso con un pestello di bronzo. Sai troppe cose. Che cosa vuoi dire? Ma naturalmente il commissario evita di interrogarti. Non ti vergogni? Cos'è questa storia? Esigo una spiegazione, Anna Carla. Dottor Santamaria, volete favorire un momento? Allora, Santamaria, tutto fatto? Prese le generalità, mandali a casa, a casa, a casa, a casa. No, dottore, ma questi sono tutti indiziati, chi più e chi meno. E chi lo è meno forse lo è di più. Ma che fai, puzzoli? Troppi sospetti, nessun reo. Antica regola. Santamaria, io già leggo i titoli sui giornali. Grossi nomi nel delitto del balloon. Torino bene trema. Ed io sarò additato come il burattino degli industriali del nord. A te già ti vedo come funzionario vile e corrotto prono al volere della destra democristiana. Ti chiami pure Santa Maria! A casa, mandali tutti a casa. Sono un tuo superiore, te lo ordino. Naturalmente l'inquirente sei tu. Io non voglio minimamente interferire. Tieni presente quanto ti ho detto. Anzi, non ti ho detto niente. Non ci siamo neppure visti. Addio. Commissario, sono indiziabili tutti e tre. 1, 2, 3. Assassini! Si segga, per favore. Come si permette? Siete tutti degli assassini! Mi ascolti, commissario, se per questo è indiziabile anche lui, perché l'ho sentito davanti a testimoni asserire che il Garrone era un tipo che doveva essere ammazzato, scannato, non ricordo il termine, ma Per sono favore, sicuro di quello che sedere. dico. Il Garrone era uno dei suoi peggiori nemici. Ma come sarebbe lei fatto se ha collaborato con me all'inchiesta sui lavatoi di pietra? Silenzio tutti! Porca puttana! Ma mi lasci tranquillo, imbecille! Signor Bonetto, lei un momento fa ha parlato di lavatoi di pietra. Sì, perché? Bene. Allora loro che sono piemontesi potrebbero aiutarmi a risolvere un problema. Perché la cattiva lavandera non trova mai la buona pera? Che c'entra la lavandaia con la pera? In torinese la pera è la pietra. Ecco. La cattiva lavandaia non trova mai la buona pietra, perché, essendo una cattiva lavandaia, non ha nessuna intenzione di farlo, questo bucato. In inglese si direbbe... No, guardi, non ce ne frega niente, basta il piemontese. Signor Bonetto. Sì. Quella sera Garrone le disse: stasera mi occupo di pietre. Appunto io... E ieri sera anche Lello Riviera è venuto alla sua proiezione perché si interessava alle pietre. Certo, questo è proprio quello che io volevo... Allora noi col vostro permesso andremo ad occuparci di pietre. Torniamo subito. De Palma, andiamo. Dove? Non hai capito? No, che devo capire? Scaglia, i signori sono nostri ospiti.
Te l'avevo detto che eravamo in troia. Lascia Buongiorno. parlare me. Lei è ragionier Cerione Giancarlo della quarta ripartizione. Sì, perché? Una segnalazione dalla centrale. Deve tornare subito in città. Questa è tua madre che sta male. Ma sono qua io. Ah, già. No, deve tornare al comune, è urgente. Forza, forza, si parte. Cos'è successo? Dopo, Perché t'hanno dopo, chiamato? cose grosse. Andiamo, Su, andiamoci, se no arriviamo dall'Ossio che notte. Su, smetti, andiamo. Trovato. Oh, hai capito cos'era il tubo visto in mano alla bionda? Un progetto di lottizzazione, dai, andiamo da questo Regis. Ma cosa fa? Ma che modi sono questi? Scusi, io le proibisco. Che bel panorama, signor Regis. Lasci stare quel cannocchiale, insomma. Collega. Non le permetto di... Vieni, guarda. Dove vai? Cosa fatosa? Vieni qua. Ah, è per questo che eravate amici, lei e Garrone, vero? È il mio vero unico amico. E non è facile quando si è come noi amanti del bello. Ci sono dei pregiudizi fortissimi contro il voyeurismo. Guardoni. È pericoloso spiare le coppiette di notte. Vai, via, alla centrale. No, me ne prego. Non mi portate via con voi. I vicini di casa, no? Certo, se parla qui gli evitiamo una brutta figura e anche qualcosa di peggio, vero collega? Giusto, non siamo di legno noi altri. Avanti, torniamo a Garrone. Vi giuro che io Garrone l'ho aiutato disinteressatamente. Io lavoro agli uffici vincoli edilizi del comune e metto i visti. E lui cercava una rivincita per ripagarsi di tante umiliazioni. Aveva scoperto, lavorando a un documentario, che su un terreno da lottizzare c'erano i resti di un antico lavatoio e si poteva così bloccare il progetto. Chi è? Amici, il commissario Santamaria. È il suo collega De Palma. Mettetevi davanti allo spioncino che vi veda. Anche di profilo. Va bene. Buongiorno. Buongiorno. Bello però qua le buone vere, no? Sì, che poi in dialetto vorrebbe dire le buone pietre, vero? Sì, le pietre del vecchio lavatoio. Già. Dunque, sua sorella non c'è. No, è andata Al balloon? No, al cimitero per il 22esimo. Ma posso offrire qualcosina? Ma il 22esimo che cosa? Il 22esimo anniversario della morte del povero marito, il Cicci. Ci va tutti gli anni. Dopo il nostro intervento, tutto tranquillo qui, vero? Sì. No, proprio ieri ho preso uno spavento. Ecco, io ero in giardino e lì giù si è visto un giovanotto che sembrava un tipo sospetto, ma poi mia sorella è andata fuori, ci ha parlato e si è saputo che era un vostro agente. Un biondino smilzo? Sì, ma non pareva un agente. E di fatto non pareva e non lo era. Oh, buongiorno, signora. Buongiorno. Che cribbio volete? Vorremmo rivolgerle qualche domanda. Vai ad aiutare Palmira a sbucciare i pisellini, va. Ho offerto un liquorino ai signori, ho fatto male. No, hai fatto bene. Vada a sbucciare i pisellini, signorina, che è meglio. Signora Tabusso, vogliamo fare 4 chiacchiere? Lei sa che il signor Riviera è stato ammazzato al balloon con un colpo di pestella in testa? Sì, lo sa. Esatto? Sì, esatto, perché noi ne abbiamo le prove. Che prove? Cosa sta raccontando? Che oggi, per esempio, lei è stata al balloon, prima di andare al cimitero, se mai c'è andata. Sono andata al cimitero, mi hanno vista almeno 10 persone. Già, ma il guaio è che l'hanno vista anche al balloon, e più precisamente un vigile urbano, De Palma, la busta. Contravvenzione, l'ora, numero della targa, abbiamo uno di tutto. Perché? È proibito andare al balloon? Dipende da che cosa ci si va a fare. Signora,
Vuole favorirmi la patente. È senza patente. No, è senza borsa. L'ha dimenticata nella macchina, signore. Deve essere quella 1500 chiara col parafango sfondato. Vado a vedere. No, vado io. No, no, non si disturbi, signora. Cara signora, vedo che ha portato il denaro. Brava, brava. Purtroppo però c'è un inconveniente, vede, non basta più. No, i miei amici al comune hanno raddoppiato le richieste. È stato laborioso, sa, togliere il vincolo dell'antico lavatoio sul terreno che lei vuole lotizzare. Perciò se vuole la sua licenza dovrà pagare il doppio del pattuito, sa, prendere o lasciare. C'è? C'è. Eh sì, c'aveva ancora il pestello nella borsetta. Ma chi l'ha fregato è stato Lello, poveraccio. Quello aveva capito. Al comune, i progetti. E poi il proverbio delle buone pene, se no quando ci indovinavo io. In quest'ora la bussa ha confessato tutto. Sai che ha detto alla fine? Riviera, Coso, Garrone, un porco e un pederasta che non meritava un'altra fine. Hai capito che mentalità? Che fai, dormi? Oh, mi paura donna. È tardi, ho i miei doveri. Quali doveri? Ma anche la domenica. Devo finire di fare le valigie per le vacanze. Non ho avuto il modo. Tutta colpa della vostra inchiesta, né? Ah, scusa, né? Partiamo domani. Ciao, ciao. Ma quando torni da ste vacanze? Non lo so, in settembre andiamo in Svizzera. Ciao. Ma, Anna Carla! E vabbè. Massimo, stai cercando un taxi? Sì, ma non ce n'è. Sali, ti accompagno. La città è deserta. Sono partiti proprio tutti. Non si trova neanche un taxi. Massimo, tu dici taxi o taxi? Io? Si dice taxi. Ecco, lo sapevo. Io ho sempre detto taxi, ma questa volta non mi puoi demolire, perché taxi si dice a Londra e imitare gli accenti stranieri è sciocco e volgare. E taxi si dice a Parigi. Ma allora siamo pari. Niente affatto, perché in italiano la Taxi norma... lo dicono i francesi. E taxi lo